Dalla contraffazione alla prostituzione, questa è l'ultima scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Padova nell'ambito delle indagini che, partendo dal sequestro di capi di abbigliamento contraffatto presso 5 commercianti di origine cinese, ha scoperto 3 case di appuntamento in giro per l'Italia, tutte riconducibili ad un soggetto di origini cinesi titolare di una ditta operante nel Padovano. Sono state effettuate 5 perquisizioni complessivamente qui a Padova, 4 presso il centro Ingrosso Cina, e sono stati sequestrati complessivamente 1200 articoli d'abbigliamento, prodotti Please e Imperial. I soggetti destinatari di queste perquisizioni, tra i soggetti di queste perquisizioni abbiamo trovato anche che uno in particolare era il locatario di altre unità abitative dislocate sul territorio nazionale, uno stabilimento in Roma e altre unità abitative in Isernia, Bari, Cassino, Lanciano e così via. I colleghi che hanno effettuato l'attività di perquisizione delegata, invece di trovare dei punti di stoccaggio dei prodotti contraffatti, hanno avuto la grande sorpresa di vedere che queste unità abitative erano utilizzate da alcune ragazze di origine cinese senza permesso di soggiorno e utilizzate per l'attività di meretricio. Questo soggetto di origine cinese aveva sì l'attività commerciale qui in Padova presso il centro Ingrosso Cina, ma in realtà era residente a Napoli, aveva regolare permesso di soggiorno perché è in Italia dal 2009, sulla base della documentazione prodotta, e ne aveva affittato queste abitazioni in queste località, in queste città individuate.